volevo sentirti per capire come stai tu, se tutto va bene, se tu sei stata coinvolta o meno. E preghiamo per voi, per tutti loro, speriamo in conseguenze buone. Un abbraccio fortissimo, dammi tue notizie se puoi, e prego. Un messaggio questo che non riceverà risposta. Sor Maria infatti era già morta. Giaceva sul pavimento della chiesa con il suo cellulare accanto. Dall'altra parte della linea infatti sua nipote, testimone dell'assassinio. Sembra che mentre succedeva l'evento Suor Maria fosse al telefono con questa parente, questa nipote, che è lei stessa una comboniana e che probabilmente ha sentito tutto quello che è accaduto. Ed è lì in Mozambico, la terra a cui è dedicato la vita, dove sarà sepolta Sor Maria de Coppi. Domani il funerale nel cimitero di Carapira, dove a salutarla per l'ultima volta sarà la sua grande famiglia africana. Nell'ultimo saluto sarà presente anche l'altra sua famiglia, quella italiana. Chilometri e chilometri di distanza, un mare e un cielo tra due continenti che mai come oggi sono stati così vicini in nome di Sor Maria. Noi faremo una celebrazione più o meno parallela, diciamo, a Ramera, domani alle 6:30, presieduta dal nostro vescovo Corrado, e insieme alla famiglia, ai parenti e a chi vorrà partecipare, per essere vicini, insomma, anche al Mozambico in questo momento. E sempre nella chiesa di Ramera, mercoledì prossimo alle 20:30, il vescovo Corrado celebrerà una veglia di preghiera. Santa Lucia e Mareno di Piave, domani il lutto cittadino per entrambi i comuni dove Sor Maria è nata e cresciuta, luoghi che la porteranno sempre nel cuore. Con il collega di Mareno, Cattai, ci troveremo domani sera per la Santa Messa in ricordo di Suor Maria, visto che la cerimonia funebre si svolgerà in Mozambico. Sarà un momento importante non solo per il ricordo, ma per cercare di dire a voce alta quanto queste persone rappresentano un esempio straordinario nella nostra vita. Questi sono dei giganti della nostra società. Spesso la nostra società ricorda soltanto i fenomeni che fanno spettacolo, e invece dovremmo ricordarci di più di queste persone che nel silenzio lavorano per gli altri con grande dedizione, cura, attenzione, e questo è davvero un ricordo speciale per questa donna speciale.